Bentrovati, torniamo a 4 settimane dall'ultima programmazione che ha visto protagonista Seven in quanto settimanale su questo canale che vi ricordiamo essere il 10 del digitale terrestre, quindi questa è TEN, Teleuropa Network, 24 ore al giorno con approfondimenti soprattutto per quello che riguarda l'informazione, proviamo ad entrare nelle vostre case e ovviamente torniamo con quella che è poi il sunto delle notizie principali che sono state trattate alla nostra redazione giornalistica che ringraziamo su tutti ovviamente Attilio Sabato e poi il nostro regista che è Luca Chito. Cosa è successo in queste 4 settimane? In realtà nulla di granché positivo perché per quello che riguarda la stagione turistica ovviamente ci sono stati poi i problemi della gestione dell'emergenza del Covid perché tra ovviamente rientri, tra vacanze sbagliate, probabilmente con decisioni approssimative, con una gestione dei controlli non tanto attenta, sono riscoppiati o comunque si sono riaccesi dei focolai da rientro nella nostra regione che hanno segnato un po' il passo per quello che poi riguarda anche il normale sviluppo di quelle che sono le attività economiche legate al turismo. Per cui c'è stata tutta quanta una situazione con l'ordinanza che è culminata nell'ordinanza della Santelli e il 13 agosto con la richiusura ovviamente delle discoteche, dei locali, delle sale da ballo, chiamiamole anche così, ma comunque di tutti quei locali che dopo un certo orario provavano a programmare musica e quindi evitando l'assembramento di tante persone in dei luoghi. Poi le ordinanze singole dei sindaci, una su tutte, ricordiamo quella del sindaco di Diamante, che più si è prodigato nel provare a controllare, di prevenire quelli che potevano essere la nascita ovviamente di nuovi piccoli focolai e quindi di contagi in diffusione nella città del Tirreno, ma così come poi è successo invece in tutta quanta la Calabria. L'allarme del Covid in questo momento desta preoccupazioni perché, come vedremo più avanti, ci sono diverse situazioni diciamo borderline perché i numeri stanno di nuovo cominciando a crescere. Per quello che riguarda invece l'economia, i dati parlano di alcuni imprenditori che dicono che la situazione è stata disastrosa tranne i 15 giorni di agosto. In generale un po' meglio di quello che si poteva pensare e auspicare prima diciamo, del rompete le righe, di un po' di possibilità di programmare la stagione turistica e quindi i dati sono un po' si rimbalzano tra chi dalla parte politica dice che il dato è positivo, tra chi e la parte imprenditoriale dice che invece quest'estate non ha portato giovamenti a quelle che sono le casse di un'economia importante per la Calabria legata per l'appunto al turismo, anche perché poi, diciamocelo chiaro, sono mancate tutta quanta una serie di servizi strettamente connesse proprio al turismo, ma qualora non bastasse ci sono stati anche i problemi legati all'erogazione dell'acqua e quindi una gestione anche delle risorse idriche che adesso la Regione pare voglia risolvere con un cambio del commissariamento che è stato già conclamato e deciso ed emanato come comunicato alla Regione Calabria con Cataldo Calabretta che diventa il nuovo commissario Solical, ma c'è un altro problema che connota molto l'estate 2020 della Regione Calabria, che è quello legato ai rifiuti. In interi posti, spazi, alla Costa degli Dei, ma anche Reggio Calabria, ma un po' in tutta la Calabria, il problema dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti con le discariche che ormai sono al limite del collasso, ha certamente restituito una cartolina non positiva a quei pochi, a quei tanti, a chi poi mediamente in generale ma anche i calabresi stessi hanno dovuto trascorrere nelle località balneari o in quelle di montagna la loro stagione estiva. Ma per il momento passiamo ai titoli di oggi. In questo numero di Seven. Estate di fuoco. Calabria Verde. 3.600 gli incendi negli ultimi 2 mesi in Calabria. Immigrazione. Ondata di sbarchi in Calabria. Un'imbarcazione a Crotone prende fuoco. In 3 perdono la vita. Covid-19, focolai a Corigliano Rossano e nei CAS di Rende e Amantea. Scuola, al via con i corsi di recupero il nuovo anno scolastico. Dal 24 settembre, tutti in aula. Questi gli argomenti, per come annunciato nei titoli, e partiamo con l'altra problematica importante di quest'estate del 2020 perché si parla di roghi. Per l'appunto pare, secondo i dati di Calabria Verde, 3.600 gli incendi negli ultimi 2 mesi nella nostra regione.
Fiamme alte divorano gli alberi, il fumo nero e denso in un primo pomeriggio infernale oggi in contrada Santo Stefano di Rende. I vigili del fuoco al lavoro con le idrovore per addomare l'incendio e proteggere le abitazioni. Il rogo ha minacciato le case e i residenti hanno cercato di dare manforte ai soccorsi, secchi pieni d'acqua e pompe da giardino per bagnare il terreno e fermare l'avanzata del fuoco. Aria irrespirabile e mani per proteggere la bocca. Il peggio è stato evitato, ma ettari ed ettari di macchia mediterranea è andata distrutta. Oggi come ieri, altra giornata difficile per i roghi divampati in tutta la regione, particolarmente colpita la provincia di Cosenza. Quelli che vi mostriamo sono i Canadair in azione a Pianette di Rovito, dove le colline hanno cambiato colore dal verde al nero in ore di lotta con il fuoco. Solo a tarda sera si è tornati alla normalità. Una domenica al Cardiopalma, anche a Montalto Fugo e Saracena, caldo o matrice dolosa, resta il prezzo alto che ogni anno paga la nostra terra. Anche se in realtà poi le cronache ci restituiscono, ma anche le notizie e le informazioni, che una grande percentuale di questi 3.600 roghi, il dato va aggiornato perché anche in queste ore continuano ad esserci delle emergenze in tal senso, la maggior parte di questi incendi sono di natura dolosa, il che vuol dire che denota continuamente un'arroganza e un'ignoranza da parte di coloro i quali, per 1000 motivi diversi, continuano poi ogni anno a caratterizzarsi e a prodigarsi per causare un danno ingente al patrimonio naturale della nostra regione. Cambiamo argomento e passiamo ad un argomento importante per il quale ci sono stati dei dibattimenti politici, ovviamente, perché c'è l'un contro l'altro armato a furia delle dichiarazioni, perché esistono tante problematiche che poi scaturiscono anche in quello che tratteremo più avanti, legato anche al Covid. Ma parliamo per il momento di immigrazione, perché c'è stata un'ondata di sbarchi anche notevole nella nostra regione, ma a Crotone, a causa dell'incendio di un'imbarcazione che trasportava per l'appunto immigrati, sono stati in 3 a perdere la vita. Nuovo sbarco di migranti a Crotone, il quarto in 15 giorni. Circa 80 sono stati intercettati al largo di Capo Cimiti nel territorio di Isola Capo Rizzuto su un'imbarcazione proveniente dalla Turchia e che dopo una serie di controlli di routine verranno ospitati momentaneamente nel Cara di Sant'Anna. Ecco mentre giungono in porto a Crotone, fra loro uomini, donne e bambini, accolti dagli uomini della Guardia Costiera, oltre che dal dispositivo delle forze dell'ordine coordinato dalla Prefettura di Crotone e dalla Croce Rossa, che ha provveduto a prestare le prime cure prima di sottoporre tutti a tampone come da protocollo anti-Covid. Proseguono intanto le ricerche dalle prime luci dell'alba della persona che risulta ancora dispersa nella zona di mare fra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, dove ieri è affondato in seguito ad un incendio il veliero con a bordo dei migranti, un incidente che ha causato la morte di 3 persone, 2 uomini e una donna che ancora non risultano identificate e il ferimento di 2 finanzieri impegnati nelle operazioni di recupero. Le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni, anche se i soccorritori e gli investigatori iniziano a ritenere che non ci siano dispersi a causa delle difficoltà a ricostruire i numeri esatti relativi ai migranti a bordo del natante. Secondo le testimonianze dei migranti, 21 nel computo totale, 3 deceduti, 5 feriti e 12 trasferiti al Cara. Mancherebbe una persona. 2 dei migranti feriti restano però in gravissime condizioni. Uno di loro è stato trasferito al reparto grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi. La procura di Crotone ha aperto un fascicolo contro ignoti per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e per morte in conseguenza di altro reato. Il sostituto procuratore che coordina le indagini affidate alla squadra mobile in collaborazione con il ROAN della Guardia di Finanza ha disposto anche il recupero del relitto per verificare le cause dell'incendio e della successiva esplosione. Disposta anche l'autopsia sui corpi delle 3 persone decedute. È chiaro che la posizione della nostra regione, che è una porta del Mediterraneo, ci rende ovviamente da questo punto di vista più vulnerabili. Ma questa è una tragedia che tocca come al solito gli ultimi, le persone che sono disperate, che cercano la soluzione ai loro problemi dovendo scappare da paesi che hanno tantissimi problemi, dalla povertà ai problemi ovviamente con una politica
respingente, con una politica che attanaglia e che distrugge tantissime prospettive per i giovani, che sono in tanti, a partire o molti che cercano ovviamente un destino migliore per tirare su le proprie famiglie. E queste poi sono le tragedie, perché ovviamente ci sono gli sfruttatori, ci sono coloro i quali approfittano del bisogno, delle necessità di queste povere persone. Poi arrivano ovviamente nella nostra terra e la situazione qui non migliora, perché dovrebbe esserci un sistema di accoglienza che possa ospitarli con dignità, ma succedono tante cose purtroppo che sono negative. Ma adesso partiamo e probabilmente tocchiamo in maniera trasversale anche questo ragionamento dell'immigrazione, perché arriviamo al clou, all'argomento che più abbiamo trattato in questa settimana, che è il ritorno del Covid-19. Al momento ciò che preoccupa i sanitari destinati alla gestione dell'emergenza Covid sono i 2 focolai, entrambi nel Cosentino, Rende ed Amantea, qui dove insistono 2 centri di accoglienza e dove il virus si è infilato facendo salire il numero dei contagiati. Ecco, in questi 2 palazzoni convivono i cosiddetti asintomatici e coloro i quali non si sono infettati, ma che però non possono spostarsi dal luogo dove risiedono. La prefettura di Cosenza, per evitare che il numero dei contagiati cresca vertiginosamente, ha predisposto un piano di comune accordo con il centro di prevenzione dell'ASP di Cosenza per isolare i positivi dagli altri ospiti, individuando per questi ultimi una struttura che possa accoglierli. L'operazione non è semplicissima, tanto è vero che è stato dato un mandato all'esercito di procedere. È presumibile quindi che già nelle prossime ore verranno espediti tutti i procedimenti che il caso richiede, operando in sicurezza il trasferimento. A questo bisogna aggiungere che i cittadini di Amantea hanno chiesto alle autorità di procedere alla bonifica della zona nella quale ha sede la struttura che ospita i migranti. Tre focolai attivi a Rossano, 9 i positivi riscontrati nelle ultime ore sui 130 tamponi effettuati. L'Usca Ionica sta monitorando la situazione, preoccupa in particolare il cluster che si è sviluppato tra i dipendenti in un esercizio commerciale. I 6 soggetti positivi sono molto giovani e hanno una rete di contatti molto ampia. Il responsabile dell'area ionica del servizio igiene pubblica, Martino Rizzo, ha intensificato l'attività di contact tracing e di screening della popolazione. Oltre 35 tamponi quotidiani, vengono esaminati decine di soggetti nei locali del Dipartimento. È un periodo di superlavoro, diciamo che è dovuto all'incremento dei casi che forse non ci aspettavamo, però diciamo che stiamo lavorando per cercare come al solito di circoscrivere i focolai e credo che proprio grazie a questo superlavoro per almeno 2 dovremmo essere a buon punto. Quindi abbiamo praticamente individuato tutti i contatti, sono ormai in isolamento e adesso stiamo provvedendo a effettuare i tamponi per valutare se questi soggetti isolati sviluppino nel corso del loro periodo di contumacia eventuali positività. Per quanto riguarda l'altro più recente focolaio, anche per quello siamo a buon punto, perché oggi abbiamo convocato gli ultimi contatti ed è stato piuttosto impegnativo, perché è un focolaio che si è sviluppato in un ambiente di lavoro che ha coinvolto più lavoratori e quindi poi ovviamente le famiglie di questi lavoratori che sono ovviamente tutti da monitorare. Situazione che sembra sotto controllo a Cassano per quanto riguarda il focolaio scoppiato nella comunità bengalese. Dopo iniziali difficoltà di gestione e il tentativo di allontanamento dal territorio, i soggetti positivi stanno rispettando l'isolamento obbligatorio. Nel caso di Cassano ovviamente è stato iniziato tutto da un ricovero ospedaliero, per cui in ospedale è stato trovato il positivo e da lì poi abbiamo rintracciato i contatti e individuato anche in quel caso ben 5 positivi. Ovviamente 5 positivi in un gruppo piuttosto nutrito vuol dire che potremmo trovarne altri, però nel momento in cui il focolaio viene circoscritto, a quel punto non mi impressiona più trovare altri positivi, perché li abbiamo ormai tracciati tutti.
Prosegue lo screening sugli abitanti della frazione Messignadi di Oppido Mamertina, ma qual è al momento la situazione? Al momento a Oppido Mamertina abbiamo i 13 casi già noti, quelli dall'inizio, che hanno determinato la costituzione, diciamo, della zona rossa, e poi oltre a questi abbiamo avuto altri 3 casi, di cui uno appartenente allo stesso nucleo familiare. Altri 2 invece sono casi, diciamo, diversi, sempre riguardante la frazione Messignadi. Sono stati effettuati tamponi persone che sono state a contatto con i positivi e fortunatamente sono risultati tutti negativi. Anche il sindaco e la giunta sono stati sottoposti a tamponi dopo che un assessore è risultata positiva. Noi ci siamo posti, tutta la giunta, il Presidente del Consiglio, insomma, quanti a contatto con lei, ci siamo posti in quarantena, in isolamento dei volontari, e abbiamo richiesto i tamponi. Ieri abbiamo ricevuto il risultato e siamo tutti negativi. Negativi anche i tamponi effettuati sui dipendenti comunali. Certo, c'è apprensione ad Oppido Mamertina, ma al momento la situazione è sotto controllo. Non possiamo dire che la situazione è tranquilla, però devo dare, diciamo, un merito, riconoscere la disciplina anche che stanno adottando, diciamo, gli abitanti di Messignadi. Sono stati veramente molto tranquilli, diciamo, la situazione è limitata in quella frazione e al momento non abbiamo altri casi. In pochi giorni nella sola frazione di Messignadi sono stati effettuati oltre 1094 tamponi, ma adesso c'è il rischio che l'intero territorio di Oppido Mamertina possa diventare zona rossa? No, i dati oggi che abbiamo no, assolutamente no, anche perché, ripeto, abbiamo fatto un centinaio, forse più, di tamponi anche su Oppido e sono risultati tutti negativi. E quindi questa è la situazione, perché da più parti arrivava sapientemente la notizia che parlare di zone free Covid è un'assurdità, perché il virus viaggia, è continuamente in giro, è in circolazione. Chiaro che poi ci sono state partendo ovviamente dall'Alto Ionio Cosentino fino ad arrivare al Reggino, dei casi che potevano anche essere probabilmente risparmiati, perché sappiamo che ci sono molti casi da rientri, da gente che ha deciso, a prescindere dal momento di grande preoccupazione, di recarsi in vacanza. Sappiamo dei rientri dalla Sardegna, chi è andato in Grecia, chi è andato in Spagna, e quindi queste sono poi delle conseguenze che paga anche la popolazione, soprattutto i familiari, ma anche la diffusione in generale della pandemia, perché poi è difficile da tenere sotto controllo. La tensione e l'attenzione è alta e chiaramente noi stiamo sul pezzo provando a darvi comunicazione in tempo reale di quelli che poi sono gli sviluppi dei diversi situazioni attenzionati, dei diversi focolai, piccoli o grandi che essi siano, perché è importante per chi vuole sentirsi tranquillo, per chi chiama la nostra redazione, ma è importante in generale per tutti quanti noi. A proposito di situazioni importanti, passiamo al tema clou, perché sta per riaprire la scuola, intanto con i corsi di recupero, ma dal 24 settembre tutti in classe. La striscia gialla e nera a separare entrata e uscita ai banchi singoli per mantenere la distanza di 1 metro. All'Istituto Fermi di Catanzaro si è deciso 1,30 m. Sarà il primo anno scolastico senza compagno di banco, in classe igienizzanti e supporti quali visiere e mascherine da adottare quando necessario per la scuola, un'estate di lavoro al fine di adeguare i locali alle normative anti-Covid. I corsi di recupero al via ieri, un vero e proprio banco di prova. Ristabiliamo un rapporto con la nostra utenza, con gli alunni, che è stato drasticamente interrotto durante il periodo del lockdown. Certamente questo rapporto è continuato secondo una modalità diversa, che era quella della didattica a distanza che ha avuto degli esiti anche che sono andati al di là delle aspettative, perché abbiamo potuto completare
nella maggior parte dei casi i programmi e proporre delle attività che i ragazzi, grazie a delle piattaforme tipo Classroom, hanno seguito giornalmente, e quindi diciamo che questo è avvenuto anche grazie a un'implementazione di lavoro. Ma cosa ci si aspetta dai corsi di recupero? Come ogni anno si facevano, quest'anno non sono stati sospesi nel giudizio, sono stati comunque promossi i ragazzi come il decreto prevedeva, ma si prevede anche questa appendice di recupero, quindi di questo momento in cui con 7 ore adesso e poi altre ore durante il recupero in itinere del primo quadrimestre, colmeremo le lacune che si sono evidentemente realizzate anche a causa dei problemi tecnologici, perché non tutte le famiglie avevano la possibilità di avere computer per tutti i propri figli, famiglie numerose, e quindi noi abbiamo fatto di tutto per fare questo. Situazione importante perché intanto bisogna stabilire quelli che sono ci auguriamo di no, i progressi della diffusione del Covid, ci auguriamo che tutto quanto venga ovviamente tenuto a bada e che si possa partire regolarmente, che la vita delle scuole, delle università, ma delle attività imprenditoriali tutte possa ripartire con più tranquillità. Ma intanto la scuola ripartirà il 24 settembre provando ad avere più sicurezza e soprattutto anche per quello che riguarda le università con la doppia modalità, ove possibile, delle lezioni sia a distanza che in presenza, facendo invece semplicemente gli esami in presenza. E poi ovviamente bisognerà augurarsi che la situazione possa migliorare, anche se in questo momento ci sembra abbastanza, diciamo, con una tensione niente male. Arriviamo all'ultimo servizio del numero di oggi perché passiamo con una buona notizia che arriva dalla Università di Catanzaro, ce la dà Indolfi, che dice che con lo smartwatch proveremo a prevenire l'infarto. Un orologio intelligente potrebbe contribuire a ridurre drasticamente i tempi di diagnosi dell'infarto e quindi migliorare la prognosi dei pazienti, che dipende moltissimo dal tempo che intercorre fra l'inizio dei sintomi e la terapia effettuata con l'angioplastica coronarica. La possibilità di individuare un infarto in corso con rapidità e semplicità, grazie all'uso di un semplice smartphone, può essere di grande aiuto in determinate situazioni nel ridurre le conseguenze negative di un attacco cardiaco, come sottolinea Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia e senior autore della ricerca. Lo studio che abbiamo fatto e che è stato presentato al Congresso Europeo di Cardiologia è stato pubblicato su una rivista importante che è JAMA Cardiology, ha dimostrato per la prima volta che i smartwatch che noi utilizziamo di solito possono servire non solo per le aritmie, ma anche per fare la diagnosi di infarto. Quindi è stata una ricerca che ha avuto un grande riscontro anche mediatico, perché questi smartwatch sono molto diffusi nella popolazione e c'è sempre più un trend nell'utilizzo di questi device per tenere sotto controllo il corpo umano. Un sistema molto interessante è quello per la diagnosi della fibrillazione atriale, che è un sistema automatico e che consente nei pazienti che hanno disturbo del ritmo a poter fare una diagnosi, diciamo, da soli, automatica, e questo già esiste. La novità della nostra ricerca è stata quella di estendere l'uso di questi smartwatch anche per le sindromi coronariche acute, cioè per le malattie delle coronarie. Grazie quindi per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima settimana. Come al solito l'orario è sempre lo stesso, 14:30, e chiaramente vi invito a restare sintonizzati sul 10 del digitale terrestre. Questa è TEN, la televisione che fa 24 ore al giorno di informazione. Alla prossima!